Dopo un'estenuante e combattuta serie finale, l'Imoco Volley Conegliano è campione d'Italia. Vinta in extremis la prima sfida, in una delle partite più belle degli anni recenti, le ragazze di Santarelli conquistano il loro quarto scudetto in 4 set dopo aver avuto la meglio su una encomiabile Igor Gorgonzola Novara. Il 63esimo successo di fila per una squadra senza eguali arriva in una notte memorabile che sigilla un campionato di Serie A1 dominato in lungo e in largo. Primo tricolore per l'MVP di queste finali, Paola Egonu, che dopo i 47 punti da record in gara 1 ha regalato un'altra prestazione monstre. Sono 35 palloni che hanno affossato le speranze di una squadra, Novara, che esce a testa altissima dal confronto. Dopo aver perso il primo parziale 29-31, le piemontesi rispondono con il 26-24 che mette la contesa in parità. Le venete però alzano vertiginosamente il ritmo con il 18-25 del terzo, preludio del 22-25 che chiude la sfida. L'Imoco Volley Conegliano è campione d'Italia. Stagione sportiva 2020-2021 alla capitale Ioana Kolos. Imoco Conegliano campione d'Italia. Sì, sono davvero super mega contenta, era uno degli obiettivi adesso che ci eravamo posti, siamo felicissime e niente, non vedo l'ora di festeggiare con le mie compagne. Sì, è uno scudetto diverso, però Novara mi lascia sempre emozioni sia positive che negative perché contro di loro abbiamo giocato tantissimi trofei, ce li siamo divisi in questi anni, è una, diciamo una nemica leale. Mi ha fatto male in passato, mi fa male tuttora, devo dire che siamo contenti però per questo scudetto. Come dicevo prima, il fatto di non averlo giocato lo scorso anno ci tenevamo particolarmente, poi sai, dopo una stagione così lunga, dopo non so quanti mesi, perché abbiamo iniziato a luglio, arrivare qui a fine aprile carichi e sperare di non sbagliarne nemmeno una, quando la prima gara è stata combattuta in quel modo e sofferta, mi rende veramente orgoglioso per queste ragazze. Abbiamo fatto un bellissimo cammino, credo che sia uno scudetto meritato per quello che abbiamo fatto. Stracontenti per il gran lavoro fatto in questa stagione, contento per i ragazzi, per come hanno lavorato, tutto lo staff tecnico, fisioterapico, il preparatore, Marco, ha fatto veramente un gran lavoro quest'anno. Mi hanno messo sempre nelle condizioni di lavorare al meglio possibile, tanto che oggi hanno fatto ritornare Raffa a buonissimi livelli, sono molto contento, quindi bravi a tutti noi per questo grande traguardo, adesso però ce ne abbiamo un altro.